La Procura della Repubblica di Accoglie con Treviso, che ha soddisfazione ricevuto l'avvocato da Fabio Roma. Pinelli l'archiviazione delle accuse a carico del suo assistito, l'ex presidente di Veneto Banca, Flavio Trinca. A processo per il crack dell'ex Banca Popolare andrà solamente Vincenzo Consoli, secondo le richieste del pubblico ministero Massimo De Bortoli, accolte dal GIP Bruno Casciarri. Archiviazione dunque per Trinca e per gli altri 9 dirigenti finiti sotto inchiesta. Con soddisfazione e con condivisione, con soddisfazione perché l'uomo Flavio Trinca è un uomo che merita la conclusione di un procedimento senza alcuna responsabilità, perché come è stato correttamente scritto nero su bianco, Trinca era il presidente di un consiglio di amministrazione che non è stato ritenuto minimamente responsabile, e di condivisione perché anche dal punto di vista giuridico credo che sia ineccepibile il provvedimento dell'autorità giudiziaria di Treviso. L'ex presidente, racconta il legale, ha sofferto molto per questa vicenda, le accuse, le indagini, quando lui stesso si riteneva vittima, avendo perso oltre 1,5 milioni di euro con il tracollo di Veneto Banca. Risparmi investiti, tanta era la fiducia, dice l'avvocato, che riponeva nella solidità dell'istituto di credito. Ora si è levato un grande peso. Un uomo di 80 anni, provato evidentemente da questa vicenda, è molto soddisfatto e insomma ha avuto la pazienza di seguire il suo avvocato, che gli ha sempre detto di non demordere, che avremmo ottenuto il risultato sperato. Nessuna caccia alle streghe, secondo l'avvocato, anche se si è cercato di dare una connotazione penale a condotte riconducibili semmai a negligenze collettive, dice. Questa era una vicenda che a mio giudizio doveva essere risolta a monte dalla politica. Non si può pensare che la giustizia riesca poi a dare, come dire, ragione e soddisfazione a migliaia di cittadini che ne restano coinvolti per vicende così complesse.